Passano quasi inosservate, sembrano un banale ricevitore. Sono in realtà telecamere in grado di registrare ad altissima definizione, queste fresche di dotazione agli agenti della polizia locale di Abano Terme. Primo comune in Veneto a provarle, la località termale le avrà a disposizione per 3 mesi gratuitamente, come spiega il sindaco Federico Barbierato. Faciliterà il lavoro degli agenti, a nostro avviso sarà anche un deterrente per i malintenzionati e poi sarà un ulteriore elemento di prova per acquisire le prove di eventuali reati. Le telecamere sono 6 e saranno usate in tutti i turni, compresi gli orari notturni nei fine settimana. Usate da 22.000 poliziotti in servizio a Londra, funzionano in modo semplice, spiega la comandante della polizia locale Francesca Aufiero. La telecamera funziona su impulso dell'operatore. L'operatore in caso di criticità attiva la telecamera e dal momento in cui viene attivata la telecamera riprende anche la registrazione fino a 2 minuti prima. Nuove telecamere e anche nuove barriere per mettere in sicurezza la zona del mercato in attesa dell'arrivo di quelle a protezione dell'area pedonale. La zona del mercato è stata da qualche settimana, è stato impedito l'accesso alle macchine, alle auto per renderla più sicura per i turisti, i cittadini, chi viene in bicicletta.